Visita dell'assessore alle attività produttive della regione siciliana Edi Tamaio alla Camera di Commercio di Agrigento per illustrare i prossimi bandi europei per gli imprenditori. Visita del provveditore regionale agli studi della Sicilia. Incontro con i dirigenti scolastici e il mondo della scuola agrigentina. Oggi pomeriggio un incontro sui temi dell'autonomia differenziata al Libero Consorzio di Agrigento. In netto calo i Covid in Sicilia, meno 25% i dati forniti dall'assessorato regionale alla salute, potenziato l'ospedale di Ribera, intervista all'onorevole Margherita La Rocca Ruvolo. Panoramica sul calcio minore, rinviata la partita della Fortitudo con il Torino che sarà recuperata il prossimo 15 marzo. E benvenuti con l'appuntamento odierno del nostro telegiornale TV Notizie. Apriamo oggi il nostro appuntamento con l'informazione con l'assessore regionale alle attività produttive Edi Tamaio in visita alla Camera di Commercio di Agrigento per presentare i bandi regionali Bonus Energia e Ripresa Sicilia agli imprenditori presenti. Commissario, cosa si ci aspetta da questa visita dell'assessore regionale? Questo è il primo viaggio che fa l'assessore regionale per tenere i contatti con il territorio e quindi sta avviando un processo di collaborazione con le attività produttive della provincia e quindi noi come Camera ci siamo messi a disposizione per quanto è il nostro potere per far nascere qualcosa di buono su questo rapporto che si crea con l'assessorato. Tra l'altro qui alla Camera di Commercio da qualche tempo, grazie all'assessore e al direttore Frittitta, c'è uno sportello con l'ingegnere Milano che è a disposizione delle imprese per quanto può essere utile, perché è un esperto del settore. Ecco, si parla di bandi, di finanziamenti, di situazioni insomma, che potrebbero migliorare l'economia della nostra provincia? Sì, sicuramente, perché molte volte i finanziamenti si perdono per o cattiva informazione o per burocrazia e noi stiamo avviando con l'assessore un itinerario che ci porterà sicuramente a poter utilizzare questi fondi. Assessore, oggi qui alla Camera di Commercio di Agrigento, nel suo giro che lei ha fatto in tutte le Camere della Sicilia per esporre i bandi di prossima scadenza, ecco, quanti sono i finanziamenti e quali le linee di intervento? Stiamo facendo questo tour per le Camere di Commercio, siamo stati a Catania, a Messina, a Palermo, oggi a Agrigento, stiamo illustrando una serie di bandi, di misure del pacchetto Competitività Sicilia, stiamo mettendo circa 105 milioni di euro per diverse misure, Fare Impresa, Ripresa Sicilia, un bando che riguarda connessioni e il cluster. Sono le misure che cercheranno di dare una mano a tutte le imprese che dopo il Covid devono ripartire. Noi stiamo dando una mano utilizzando dei fondi ex regionali che possano essere utilizzati dalle aziende siciliane. Si parla tanto di autonomia differenziata, qual è la posizione di Forza Italia in merito? Ricordiamo che la Sicilia è una regione autonoma. L'autonomia deve essere sempre per noi una grande opportunità. Sarà questo un tema dei prossimi giorni e affronteremo anche con il partito questo tema e stabiliremo anche quale sarà la posizione. La sua posizione invece sulla finanziaria approvata, una finanziaria sofferta, ma alla fine l'avete spuntata? Ma una finanziaria sofferta, è una finanziaria come tutte le altre, non ci sono state mai le finanziarie semplici che si approvano in 24 ore. Siamo stati giorno e notte lì, abbiamo concertato anche con le opposizioni alcuni percorsi e alcune norme da sottoporre al vaglio dell'Assemblea regionale. Io direi una finanziaria che dà tante risposte al mondo dell'agricoltura, al mondo degli imprenditori, ai diversi settori. Stiamo preparando una serie di interventi per riforme reali e vere, in primis la riforma delle province, dove vi preannuncio che si tornerà al voto con il metodo diretto, non più con
con il metodo indiretto, quindi si tornerà alle urne dopo aver concertato con il Ministro Calderoli la riforma da fare. Si sarà la riforma della CTS nei prossimi giorni, che è quello strumento per cercare di sburocratizzare e snellire i procedimenti amministrativi per dare l'autorizzazione alle imprese, alle aziende e ai comuni, per cui stiamo lavorando con energia, con grande dedizione. Il Presidente Schifani sta lavorando anche lui con grande energia e con grande passione, sia per quanto riguarda i temi importanti, sia per quanto riguarda anche le emergenze che ogni giorno purtroppo attanagliano la nostra terra e ci colpiscono. Ma le Camere di Commercio, che una loro volta erano un ruolo centrale nell'economia di una provincia, con lo smembramento torneranno a essere motore pulsante delle attività di commercio. Vediamo che oggi le Camere di Commercio sono assorbite in 3-4 province, per cui ha perso un po' la centralità, non ci sono più le direzioni, si va avanti con i commissariati. Qual è la posizione vostra, la sua? Io sono assessore da 3 mesi. Sì. La mia presenza qui è una presenza che va in questa direzione, quella di far diventare nuovamente le Camere di Commercio la casa delle imprese, e attraverso un rapporto di sinergia e di collaborazione collaboreremo con le Camere di Commercio per far sì che diventano veramente il luogo pulsante e soprattutto il luogo centrale dove come oggi per esempio si possono illustrare le misure e tutte le attività che svolgerà il nostro assessorato. Dal PNR cosa arriverà per il territorio siciliano e anche per la nostra provincia? Avete programmato già i fondi del PNR? Ma guardi, la mia struttura non gestisce il fondo PNRR, però è chiaro che nella mia attività da deputato stiamo lavorando con grande attenzione sul tema della progettazione e della programmazione. Ecco, queste riforme dovranno essere intercettate, per essere intercettate ci vogliono i progetti e per fare i progetti bisogna adeguare i comuni e dare la possibilità di avere anche dei fondi per chi si occupa di progettazione. Ci vogliono anche i tempi, ecco, io ho avuto parlando delle lamentele perché i tempi di erogazione dei fondi spesso sono quinquennali, insomma si perde la velocità nell'erogazione, le imprese non hanno benefici in questo senso immediati, Assessore. Questo governo sta lavorando in questa direzione, le ricordo che sono in giunta da 3 mesi e stiamo lavorando in questa direzione cercando di accelerare proprio la vicenda dei tempi. E la scuola Agrigentina ha incontrato oggi il direttore generale dell'ufficio scolastico Dottor Pierro, una conferenza di servizio alla presenza delle autorità presso l'auditorium dell'Istituto Gallo di Agrigento. Ad accoglierlo il coro della scuola Garibaldi Capuana di Raffadali e l'esecuzione dell'inno di Mameli eseguito dagli alunni del liceo classico Empedocle. Una giornata importante oggi per la scuola agrigentina con la visita del maggiore responsabile siciliano. Ecco, con quali obiettivi e quali prospettive? Il direttore generale al momento del suo insediamento ha espresso la voglia di fare il giro delle postazioni dei presidi provinciali. Questa è la volta di Agrigento, per me rappresenta intanto un vanto e soprattutto grazie a voi sono riuscita a mettere qui seduti tutti insieme per questa kermesse tutti i rappresentanti della comunità alla scuola, quindi i presidi, i DSGA per il personale ATA, i ragazzi della consulta, i genitori dei consigli istituto e voi che rappresentate i nostri stakeholders, quindi un momento di sintesi per me, grazie davvero. Dottoressa, tutti le riconoscono un aspetto umano che sta rivitalizzando la scuola agrigentina, cosa ci può dire? L'aspetto umano nella nostra scuola è altamente inclusivo. Sì, siete troppo buoni per quello che mi riguarda, io sono così, nasco come maestra elementare e vado avanti nella mia vita professionale, spero fino all'ultimo giorno di servizio con non uno di meno. Grazie. Le iscrizioni si sono terminate da qualche giorno e cosa ci può dare un dato su come sono andate? In questo momento i nostri dirigenti scolastici proprio entro lunedì dovranno comunicare all'USR i dati di iscrizioni. Pare proprio che tenga, c'è una notevole deflessione per quanto riguarda il secondo grado
cerchiamo di salvare tutti, però questo è un trend nazionale a cui veramente con difficoltà ci sottrarremo. Breve bilancio della sua permanenza ad Agrigento, che idea si è fatta della nostra scuola nel nostro territorio? Allora, se dovessi misurare dall'accoglienza che i ragazzi dell'ufficio mi danno o quella che mi date voi anche semplicemente incontrandoci come ieri in farmacia, devo dire che abbiamo già vinto. Importantissimo l'auditorium Investa, perché oggi, come dice lei, i massimi vertici verranno nel nostro auditorium per incontrare la scuola agrigentina, e questa ce la dice lunga sul fatto che materiale umano, edilizia, tutto vengono a vedere come stiamo qui ad Agrigento, quindi il fatto che si sposta il direttore dell'ufficio scolastico regionale a conoscere la nostra realtà territoriale è importantissimo questo discorso, quindi grazie per aver scelto la nostra scuola, il Gallo di Agrigento, saremo qua e poi lui avrà altre puntate in altre scuole tutta la giornata e credo anche domani. È importante la presenza di tutte le istituzioni, la scuola è importantissima per uno sviluppo di una nazione, naturalmente i ragazzi sono la classe nostra futura dirigente, penso che la presenza di noi tutti qua e il saluto istituzionale è fondamentale. Un comparto scolastico vivissimo, ricchissimo, in realtà i numeri della rete scolastica siciliana sono importanti, quindi da un certo punto di vista a volte questo può rappresentare qualche difficoltà per la gestione di un sistema così complesso, ma il lato positivo è che una comunità così grande è una comunità ricca da tutti i punti di vista. L'offerta formativa è un'offerta formativa adeguata, ricca, che risponde alle esigenze del territorio, e quindi le scuole sono al centro di una comunità ricchissima, quindi questo è il mio compito, è cercare di valorizzare e dare visibilità a quello che la scuola fa. Questo è un territorio ricchissimo, importante dal punto di vista archeologico, storico, quindi diciamo ha tutti gli elementi per essere valorizzato opportunamente, senza considerare l'aspetto turistico, quindi le scuole questo fanno. Oggi incontrerò istituti alberghieri, istituti di ogni tipo, qui c'erano rappresentazioni sportive, musicali, questo è quello che rende la scuola ricca, che poi restituisce al territorio questi talenti, quindi insomma, questa è la ragione per cui sono qui oggi. Cosa avrebbe bisogno oggi in più la scuola per avere quella marcia in più e collegarsi anche al mondo del lavoro, invece di spesso molti giovani studenti vanno al nord, purtroppo, per la nostra isola? Diciamo è proprio il compito della scuola è allinearsi anche alle richieste del territorio, quindi quello che cerchiamo di fare, che cercheremo di fare, è anche allineare l'offerta formativa e fare quelle curvature che servono per rispondere alle esigenze del territorio, quindi laddove serve il turismo aumentare l'offerta per il turismo, l'offerta alberghiera, gli agrari, quindi è questo il tentativo che dovremo fare. Diffusi i dati Covid da parte dell'assessorato regionale alla salute, i contagi registrano un netto calo del 25,55% e le ospedalizzazioni in forte diminuzione. Nella settimana dal 6 al 12 febbraio si è registrato in Sicilia un netto calo di nuove infezioni da Covid-19 in linea con la tendenza sul territorio nazionale. I nuovi positivi rilevati sono stati 1807, 25,55 rispetto alla settimana precedente in meno, con un'incidenza di 38 casi per 100.000 abitanti. Il tasso più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Messina, a seguire Trapani e Palermo. Le fasce di età maggiormente a rischio sono risultate quelli degli over 90, 78 su 100.000, quindi tra gli 80 e gli 89 anni, 72 su 100.000, e tra i 60 e i 69 anni, 49 su 100.000. I dati sono stati riportati nell'ultimo bollettino settimanale al CULE da SOE del Dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico dell'Assessorato della Salute alla Regione Siciliana. In merito alle nuove ospedalizzazioni, queste risultano in forte diminuzione, sebbene la diffusione dei contagi pregressi si rifletta ancora su una prevalenza di soggetti ospedalizzati con positività concomitante da Covid-19. Nella settimana di riferimento, inoltre, più della metà dei pazienti in ospedale risultata non vaccinata. Per quanto riguarda i vaccini, i dati sono aggiornati al 14 febbraio, dall'inizio della campagna di immunizzazione in Sicilia.
Sono state somministrate complessivamente 10.730.000 dosi. Nel target 5-11 anni, i vaccinati con almeno una dose si attestano al 23,59%, mentre 62.500 i bambini, pari al 20,28%, hanno completato il ciclo primario. Nella fascia over 12 i vaccinati con almeno una dose si attestano al 91%, mentre a completare il ciclo primario è stato l'89,60% del target regionale. Sono ancora 1.120.000 i cittadini che non hanno effettuato la terza dose, pur avendone diritto, mentre i vaccinati con dose aggiuntiva booster sono ben 2.773.000, pari al 71% degli aventi diritto, e incluso il target che va dai 5 agli 11 anni. Per quanto riguarda la quarta dose, sono stati effettuati 241.000 somministrazioni circa a soggetti residenti in Sicilia, delle quali 212.000 a soggetti che superano i 60 anni, mentre le quinte dosi risultano complessivamente 9.032. L'apertura del pronto soccorso, così come della medicina, non può che essere accolto con un plauso, ma è una iniziativa questa che doveva almeno esserci da un anno. Si continuava da un anno ad insistere con il commissario perché potesse, cessata l'emergenza, e l'emergenza, vi ricordo a tutti, è cessata il 31 marzo del 2022, l'emergenza Covid. A quel punto i reparti, come è successo in tutte le parti d'Italia, andavano riconvertiti, e quindi non capisco per quale motivo si sia aspettato tanto. Sottolineo ancora una volta che l'ospedale di Ribera è un presidio ospedaliero su cui si è fatto un grossissimo investimento, e nessuno poteva immaginare di chiuderlo o di non utilizzarlo, quindi è, diciamo così, frutto anche di un investimento che negli anni precedenti e con l'esplosione del Covid si è fatta. La cosa che auspico ovviamente è che ci sia però il personale medico, che si possano garantire i turni. Ovviamente la domanda di fondo è se il personale in organico c'è, perché aprire un pronto soccorso, rimettere in funzione la medicina e poi la geriatria, perché la geriatria è sparita con il Covid ma deve essere nuovamente ripristinata, significa anche avere però il personale a disposizione. Quindi in termini di pianta organica, questa mattina parlando col commissario Zappia sembra che sia tutto a posto. Io domani incontrerò i medici perché voglio proprio capire come copriranno i turni, se ci sono difficoltà in questo senso. È ovvio che l'ospedale di Ribera è anche un ospedale Covid, e quindi mi pare di avere capito, come è giusto che sia, che resti anche per l'accettazione pronto soccorso Covid. Ritengo che in questi 100 giorni tanto è stato fatto, è un lavoro di sinergia. Ringrazio i colleghi deputati della provincia, l'onorevole Pace ha ringraziato noi, io lo faccio con lui, però ricordo pure che il lavoro fatto in passato ha permesso a questo ospedale di avere le carte in regola per poter fare quello che oggi tutti ci aspettiamo si faccia. E nel pomeriggio di oggi si svolgerà presso la Sala Giglia del Libero Consorzio di Agrigento un convegno per dire no all'autonomia differenziata, ai livelli essenziali delle prestazioni alle regioni del sud e l'applicazione dello statuto in Sicilia. In merito abbiamo sentito il sindaco di Alessandria della Rocca, Giovanni Bubello, tra i promotori dell'evento. Oggi un importante convegno nel pomeriggio presso la provincia dove si parlerà di autonomia. Sì, oggi abbiamo voluto indire questa assemblea straordinaria dei sindaci che è stata promossa dai sindaci del Recovery Sud, che praticamente è un'associazione di sindaci del Meridione che si propongono di attuare l'autonomia ma in senso solidale, e quindi chiediamo che prima ancora di fare l'autonomia differenziata si garantiscano i livelli essenziali delle prestazioni, si superi la spesa storica e si garantisca lo stesso diritto alla salute, come a Milano così ad Agrigento, perché noi sappiamo che c'è una differenza sia di risorse attribuite per quanto riguarda sia la scuola che la sanità, quindi chiediamo che questi diritti fondamentali che vedono lo Stato obbligato a garantire la prestazione sia per quanto riguarda l'istruzione che per quanto riguarda
riguarda la sanità rimangano in un unico sistema nazionale e quindi che non ci siano né regionalizzazioni della scuola né regionalizzazioni della sanità, perché i livelli essenziali delle prestazioni, il diritto alla salute sia garantito al cittadino di Agrigento così allo stesso modo, perché oggi noi abbiamo una forbice, la nostra gente è costretta ad emigrare al nord, si sono foraggiate le varie fondazioni e c'è stato un drenaggio di soldi dal sud verso il nord e questo non è possibile. Io penso che da sindaco, assieme agli altri sindaci, abbiamo il dovere di dire che noi non possiamo ritornare indietro quando c'era l'elenco dei poveri. Noi dobbiamo garantire una salute di qualità, perché se la nostra gente si ammala deve avere il pronto soccorso, dobbiamo avere le strade per arrivare al primo pronto soccorso, dobbiamo avere lo stesso trattamento di cittadinanza che hanno i cittadini del nord, quindi un'unica Italia, una indivisibile, che garantisca a tutti pari diritti e pari doveri, ecco, e che si affronti finalmente la questione che riguarda i livelli essenziali delle prestazioni, perché con la spesa storica è da più di 20 anni che noi abbiamo il nord che ha una spesa storica di 10 asili nido per esempio e un sud che non ha un asilo nido ad Agrigento per esempio, e quindi è da 20 anni che c'è questo divario che è cresciuto e ora bisogna smetterla, che il Parlamento affronti queste questioni. L'Europa e il reddito di cittadinanza. Vediamo l'approfondimento nel servizio del collega Casesa. Il reddito di cittadinanza non è in linea con il diritto dell'Unione Europea in materia di libera circolazione dei lavoratori, diritti dei cittadini residenti e protezione internazionale. Lo ha stabilito la Commissione Europea, che ha aperto una procedura di infrazione contro il nostro Paese, perché il reddito sussidio discrimina gli altri lavoratori dell'Unione Europea. Stessa procedura da parte della Commissione Europea per l'assegno unico dei figli. La Commissione Europea, nella nota inviata all'Italia, scrive che le prestazioni di assistenza sociale, come il reddito di cittadinanza, dovrebbero essere pienamente accessibili ai cittadini dell'Unione Europea, che sono lavoratori subordinati, autonomi o che hanno perso il lavoro, indipendentemente dalla loro storia di residenza. I benefici del reddito, prosegue inoltre la Commissione Europea, dovrebbero essere estesi a cittadini comunitari che non lavorano per altri motivi, con la sola condizione che risiedano legalmente in Italia da più di 3 mesi e soggiornanti di lungo periodo al di fuori dell'Unione Europea. Il requisito della residenza in Italia da 10 anni si qualifica come discriminazione indiretta, scrive la Commissione. Il regime italiano di reddito minimo, infine, discrimina direttamente i beneficiari di protezione internazionale che non possono beneficiarne di tale requisito. L'Italia avrà 2 mesi di tempo per rispondere alla nota ufficiale, anche se con il nuovo capo dell'esecutivo Giorgia Meloni la posizione sarà radicalmente diversa. Marco Camisani Calzolari, nel suo tradizionale appuntamento per la sicurezza per la Polizia di Stato, ci raccomanda di fare massima attenzione ai falsi siti web che offrono visure automobilistiche. Eccomi qua, nella sala operativa del commissariato di PS Online del servizio di polizia postale. Il caso di questa settimana riguarda Paola, che dopo aver pubblicato online l'annuncio di vendita della sua auto è stata contattata da un tale Andrea, apparentemente interessato all'acquisto del veicolo. E per velocizzare la compravendita e come ulteriore forma di garanzia, Andrea ha chiesto a Paola di effettuare una visura della macchina su un sito che a suo dire gli sarebbe stato segnalato e consigliato dal suo meccanico di fiducia. Quindi Paola va su questo sito, si registra e paga 10 euro per avere la visura. Ricevuta la visura scopre che tutte le informazioni erano completamente errate, inventate, e quindi in quel momento ha capito probabilmente di essere stata truffata. Ma la truffa non è stata solo nel regalare i soldi, i 10 euro a quel sito al truffatore, ma attraverso questa operazione, oltre al costo del servizio, il delinquente è riuscito anche ad appropriarsi dei dati della carta di credito della vittima, di Paola. Contatta quindi il commissariato di PS Online e le viene suggerito di bloccare la carta di credito che è stata utilizzata e andare presso un ufficio di polizia per sporgere denuncia. E la buona notizia è che a seguito delle attività di indagini il gruppo di truffatori è stato individuato e il sito è stato chiuso. Brava polizia, molto brava. Utilizziamo solo i canali ufficiali per richiedere le visure automobilistiche. Andiamo sui motori di ricerca, cerchiamo in generale per le visure automobilistiche e utilizziamo solo quelli più noti. Da MCC Marco Camisani Calzolari della Polizia Postale, per oggi è tutto, tanto noi ci vediamo settimana prossima, sempre qui parlando di un nuovo caso.
come sta, come l'ha trovato, in che condizioni è il suo assistito Matteo Messina Denaro? Le condizioni di salute sono gravi. Io la cella non l'ho vista, ma non credo che possa essere paragonata ad un ambulatorio medico in termini di ovviamente locali sterili e quant'altro. Quali sono le reali condizioni di salute del superboss Matteo Messina Denaro, ma soprattutto le cure oncologiche all'interno del carcere sono davvero pertinenti? Era stato lo stesso Messina Denaro a chiedere che per lui si utilizzassero le migliori cure. Ha letto tanto il boss in questi anni, si è documentato al punto tale da sentirsi in dovere di fare ogni richiesta ai medici, i quali avevano promesso una corretta gestione del tumore al colon, del quale lo stesso boss è affetto. Eppure una bomba ad orologeria è stata disinnescata dal legale di Messina Denaro. Non voglio fare dichiarazioni, io non ho visto sedie per la chemio, c'era soltanto un tavolo. Lei sostiene che non lo stiano curando bene? Non lo so questo, non lo spero. Parlerà? Avvocato, dirà qualcosa? Le devo augurare buona giornata. La nipote, avvocato dell'ex super latitante, getterebbe infatti parecchie ombre sulle cure che lo zio starebbe ricevendo in carcere. Ma a rispondere ai dubbi sono gli stessi medici incaricati di occuparsi di Messina Denaro. Le condizioni generali del paziente sono buone, spiegano. Dal carcere di massima sicurezza dell'Aquila, dove Messina Denaro si trova in regime di 41 bis. Quanto riportato dalla legale non corrisponde al quadro clinico, continuano ancora le fonti sanitarie, respingendo così ogni perplessità avanzata dall'avvocato. Non credo che la cella possa essere paragonata ad un ambulatorio medico, aveva detto Lorenza Guttadauro. Affetto da un tumore al colon, Messina Denaro è stato già sottoposto a 2 sedute di chemioterapia grazie ad un ambulatorio realizzato ad hoc e ricavato di fronte la cella in cui è recluso. Ma Lorenza Guttadauro ha incontrato lo zio lo scorso 13 febbraio in occasione dell'interrogatorio davanti al procuratore di Palermo De Lucia e all'aggiunto Guido, raccontando delle condizioni di salute molto gravi dello zio. Ma i medici smentiscono, sta facendo terapie neoplastiche ambulatoriali che sono compatibili con la sua malattia, spiegano. Se fosse servito il ricovero avrebbe fatto cure in ospedale. La seconda chemio per Messina Denaro è stata effettuata lo scorso 6 febbraio dallo staff di Oncology, guidato dal primario dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila Luciano Mutti, senza particolari problemi legati ad effetti collaterali. Visita ed Eraclea Minoa dei ragazzi dell'Istituto Martin Luther King di Favara alle Oasi Mare Vivo per l'attività di educazione ambientale. Oggi abbiamo una scuola di Favara, il Martin Luther King, che sta facendo un PCTO con noi, quindi un'ex alternanza scuola-lavoro, per conoscere un po' il ruolo anche dell'educatore ambientale. Siamo qui a Eraclea Minoa, dove abbiamo base con l'Oasi Mare Vivo, che si trova proprio a cavallo tra i 2 territori di Bovo Marina e Eraclea Minoa. Oggi faremo un breve giro qui nell'area archeologica, osservando anche la foce del fiume Platani dall'alto, e poi ci sposteremo all'Oasi Mare Vivo per fare delle attività di educazione ambientale, perché loro conosceranno il nostro ruolo e si cimenteranno anche loro nel sensibilizzare dal punto di vista ambientale, perché ogni progetto del genere per noi è un'occasione unica per spargere il seme dell'educazione ambientale negli studenti e nelle loro famiglie. L'Oasi è un centro soprattutto dedicato alla sostenibilità ambientale, perché è alimentata soprattutto con pannelli solari, ma anche la mobilità è sostenibile, è fatta nel rispetto dell'ambiente. Si può raggiungere solo a piedi o con le bike, oppure d'estate offriamo la possibilità di esplorare la costa con i kayak, con le bici, e questa è una cosa importante, perché un po' tutti dobbiamo conoscere le prassi per essere più sostenibile possibile. Abbiamo anche un altro centro di educazione ambientale, infatti domani porteremo i ragazzi al nostro centro di Siculiana Marina, il centro Alaimo, dove faremo un laboratorio di ittiologia, quindi faremo studiare i pesci, quindi le varie specie ittiche, e sarà un'attività scientifica vera e propria che ben si adatta al loro percorso di studi. Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, è stato assolto nel processo Ruby Ter. Le reazioni alla sentenza, il servizio di Lello Casesa.
L'assoluzione di Silvio Berlusconi nel processo Ruby-Ter apre un forte dibattito sul tema della giustizia e rilancia la proposta del partito di Forza Italia che chiede l'istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sull'uso politico della magistratura. La richiesta naturalmente solleva proteste durante il dibattito in aula dopo le dichiarazioni di Cattaneo, che ha dato la notizia ed immediatamente dai banchi dell'opposizione, con in testa il Movimento 5 Stelle, ma anche il partito della Meloni, che definisce l'istituzione della commissione una boutade. Forza Italia chiede la immediata calendarizzazione della proposta di legge sull'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sull'uso politico della magistratura per fare chiarezza su 25 anni di lotte giudiziarie usate come arma di scontro politico. Silvio Berlusconi è stato assolto dall'accusa di corruzione in atti giudiziari nel processo milanese sul caso Ruby-Ter. Oltre a Berlusconi, le assoluzioni, sempre con la formula perché il fatto non sussiste, hanno riguardato le 20 giovani ex ospiti delle serate di Arcore. Una delle cause che ha pesato è l'ordinanza emessa dai giudici nel novembre 2021 che dichiara inutilizzabili i verbali di almeno 18 giovani resi nei processi Ruby perché, secondo il Tribunale, andavano già indagate dal marzo 2012. La reazione di Berlusconi è stata naturalmente di sollievo. Sono stato finalmente assolto dopo più di 11 anni di sofferenze, di fango e di danni politici incalcolabili, perché ho avuto la fortuna di essere giudicato da magistrati che hanno saputo mantenersi indipendenti, imparziali e corretti di fronte alle accuse infondate che mi erano state rivolte. A bocciare la commissione d'inchiesta nell'opposizione è il partito dei 5 Stelle. La richiesta di una commissione d'inchiesta sull'uso politico della magistratura è pericolosa e puzza lontano un miglio di una resa dei conti verso la magistratura. Passiamo la linea alla regia per gli spot pubblicitari. Il Dipartimento regionale per la protezione civile va in aiuto agli alluvionati. Vediamo cosa è successo a Comiso durante la tempesta Helios a Marco Carpinteri e che racconta la sua avventura. Ringrazio tantissimo la protezione civile che mi è stata veramente molto vicino, mi ha dato un gran supporto e mi ha aiutato ad abbassare il livello dell'acqua all'interno della casa per cercare di recuperare il recuperabile, sia la protezione civile di Ragusa, di Comiso e di Piazza Armerina, che sono stati dei volontari speciali. Sono Marco Carpinteri, il proprietario della casa che si è allagata alle nostre spalle. La notte che c'è stata la pioggia sostenuta, nel giro di pochissimo tempo, il fiume è straripato ed è entrato dentro casa, inondando tutto il primo piano e un piano e mezzo all'incirca. È stato un momento veramente traumatico, le persone, credo che nessuno sia abituato a sostenere una prova del genere, è stato come essere presenti all'interno di un film horror. Ho dovuto risalire tutta una buona parte di fiume per uscire di casa, che comunque sia tirava a valle, e siamo riusciti a, grazie a Dio. Salita è arrivata al mitra del bordo. Sì, abbiamo quindi è arrivato qua alla gara. Quindi qui sopra è arrivato a mezzo metro più o meno. Quando è arrivato a mezzo metro è scappato dalla finestra, dal torrente ed è riuscito a risalire. Ma come è rimasto vivo veramente non lo sa neanche lui. Perché qui fuori era fiume, se vedi l'erba com'è piegata, era tutto fiume qua. Durante i sopralluoghi che abbiamo effettuato in questi giorni, sia il venerdì, il sabato e la domenica con Ancroce, abbiamo visto i danni che sono stati riportati alle strutture che erano state realizzate, sia alla barriera soffolta che c'è a Santa Margherita, sia ai pennelli che ci sono a Galati. Con Croce abbiamo stabilito di predisporre un progetto noi come Comune per il ripristino, quindi rifinitura e salpamento sia della barriera soffolta che dei pennelli. Per quanto riguarda Santa Margherita andranno a gara entro il mese di febbraio e gli altri pennelli erano il terzo lotto del progetto di Galati.
Stiamo vedendo in questo momento con Protezione Civile regionale e Protezione Civile comunale come intervenire d'urgenza in attesa dello stato di calamità che dovrebbe essere portato in giunta in questa settimana. Certo, per quanto riguarda Galati fa pensare, abbiamo raccolto anche le dichiarazioni dei residenti del comitato che puntano l'indice su questo intervento realizzato, quasi 4 milioni di euro, e vedere quei pennelli di fatto divelti dal mare fa riflettere. Quando è stato fatto questo progetto, quindi parlo 2020-2021, la situazione dei luoghi non consentiva un altro tipo di intervento. Cioè in quanto la barriera soffolta che è stata fatta a Santa Margherita ha un'altezza più o meno di 5 metri, i pennelli così come sono stati realizzati, quindi proprio vicino alla battigia, hanno già un'altezza di 6 metri, quindi non era pensabile poter riuscire a realizzare una barriera soffolta anche in quel tratto di costa perché il fondale scende molto rapidamente, quindi bisognava realizzare una montagna sott'acqua, non era fattibile né per tempi né per costi questo tipo di intervento. Di conseguenza quanto accaduto era da tenere in conto, che poteva accadere o comunque non ve l'aspettavate? No, diciamo che i pennelli hanno evitato il peggio e quello che oggi si può fare, abbiamo concordato con Croce Domenica, è la risistemazione di questo tipo di intervento. Oggi non è possibile fare un altro tipo di intervento. Passiamo ora alle notizie sportive con un approfondimento sulle serie minori del calcio agrigentino fatto dal collega Carmelo Lentini. Prosegue la corsa dell'Enna in vetta alla classifica con 2 punti di vantaggio sull'Acaragas grazie alla vittoria ottenuta nel recupero con il Don Carlo Misilmeri con il risultato di 2-1. Tutti i gol nel primo tempo con vantaggio gialloverde che sblocca il risultato con Zappalà. Forte reazione del Don Carlo Misilmeri che sugli sviluppi di un calcio di punizione riescono a pareggiare. Infatti batte Mendola, interviene Giuliano che mette dentro. Raggiunto il pari, l'Enna si propone ancora in avanti e prima della fine del tempo usufruisce di un penalty molto contestato dagli ospiti. Dalla lunetta si presenta l'ex canecattinese Angelo Caronia, il quale fa centro. Con questi 3 punti l'Enna raggiunge quota 51, insegue l'Acaragas a 2 punti con 49, poi c'è la Pro Favara con 45 e dunque Don Carlo Misilmeri con 40. Per quanto riguarda l'Acaragas, la squadra continua la preparazione in vista del secondo match casalingo consecutivo. Ospite della compagine dei Templi, la Parmonval dell'ex tecnico biancazzurro, che ristagna nei bassifondi della classifica. È possibile l'assenza di Desiderio Garufo per un affaticamento muscolare e quella di Semenzin appietato dal giudice sportivo. Scendendo di categoria, in prima categoria, come volevasi dimostrare, il derby agrigentino tanto atteso tra Empedoclina e Atletico Favara ha mantenuto le attese. Quella giocata sul rettangolo in erba sintetica del Vincenzo Collura è stata una gara vibrante, combattuta cavallerescamente e ricca di reti. Le reti granata portano la firma di Curaba, Sicurella e Pagano, attenzione perché la squadra dell'Atletico Favara si trovava in vantaggio per 3-1. E quindi le ultime 2 reti, cioè quella di Sicurella e Pagano, hanno regalato il pareggio finale alla squadra granata. Le reti invece favaresi sono state invece di Terranova che ha segnato una doppietta e dunque l'altro gol di Virone. La classifica non muta molto per quanto riguarda la vetta ed anche nelle ultime 2 settimane la Empedoclina ha guadagnato un solo punto, ma mantiene ugualmente la vetta con bene 8 punti di margine sull'immediata inseguitrice che è il Real Suttano. Proprio quest'ultima il prossimo turno sarà ospite dell'Atletico Favara, che cercherà di guadagnare punti importanti per continuare l'ascesa verso le posizioni di testa e quindi inserirsi nella possibile lotta per un posto nella zona playoff. Per quanto riguarda l'altra agrigentina,
vale a dire il Campobello di Licata, nulla da fare al Valentino Mazzola di San Cataldo contro la locale Master Pro. La compagine campobellese ha subito un 3-0 e la classifica la vede relegata sempre in ultima posizione, ma a 2 punti dal penultimo posto. Prossime sfide in programma per le agrigentine di questo torneo di prima categoria Girone B: Atletico Favara Real Suttano, una gara da non perdere, Castronovo Empedoclina e poi Campobello di Licata Niscemi. Dopo la sconfitta di Roma, la Fortitudo Agrigento avrebbe dovuto affrontare il Torino, ma la partita è stata rinviata al prossimo 15 marzo per la convocazione in nazionale del giocatore De Mario Malfed con l'Iraq. Agrigento tornerà in campo il prossimo 26 febbraio in trasferta contro il Treviglio, il 5 marzo al Pala Moncada contro Piacenza per poi affrontare il Torino e infine nell'ultima giornata di regular season Monferrato in trasferta. E passiamo ora al videoclip di Tania Vinciguerra, giovane cantante di Favara che è stato scelto per il concorso nazionale Videoclip Italia Contest, il servizio. Una storia d'amore raccontata attraverso parole, musica e immagini è la cantante favarese Tania Vinciguerra che lo scorso 12 ottobre ha lanciato un suggestivo videoclip del suo brano Semplice, dove è stato molto apprezzato dal pubblico e ora è stato scelto per il contest Videoclip Italia Contest, a quale partecipa al concorso nazionale dei migliori video musicali autoprodotti da autori cantanti, cantautori, musicisti, filmmaker e artisti digitali italiani di tutti i generi di musica. La peculiarità del video, realizzato da Stefano Vinciguerra grazie alla regia di Rino Vetro, racconta una storia vera di una giovane coppia innamorata. Il brano racconta di 2 emozioni, da una parte la rabbia, dall'altra la speranza. Inoltre, attraverso il video, l'artista con le proprie emozioni vuole lanciare un chiaro messaggio: la vera ricchezza sta nel cuore di chi sa amare. Quindi il nostro invito a votare il video con un semplice like affinché vada avanti. Posso fare, l'umore scende giù, se sopra la mia testa non vedo il cielo blu, cade energia solare, questo mio cuore. Non sono complicata, te lo giuro amore. Semplice, io sono una ragazza semplice, mi piace se mi porti al cinema e se non litighiamo mai. Semplice, la pizza da mangiare in macchina e sono una perfetta complice se non mi contraddici mai. Tu a volte i tuoi momenti, ma me ne resto qua, non voglio più fuggire per le difficoltà, va come un aquilone questo mio cuore, si alza quando ha tutto il vento contro amore. Semplice, io sono una ragazza semplice,
piace se mi porti al cinema e se non litighiamo mai. Semplice, l'amore quello fatto in macchina, e sono una perfetta complice se non mi contraddici mai. A volte ci vorrebbe un'armatura, la consapevolezza adesso c'è. L'amore non è sempre una pianura, a volte una salita, una discesa. È semplice, io sono una ragazza semplice, mi piace se mi porti al cinema e se non litighiamo mai. Semplice, la pizza da mangiare in macchina, e sono una perfetta complice se non mi contraddici mai. E questo è tutto per l'odierna edizione di TV Notizie, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni.